Buongiorno e benvenuti. Io sono Pierantonio Polloni e questa è Psicologia Pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. L'argomento di oggi è l'invidia è il passatempo di chi si svaluta costantemente. Sigla! Oggi parliamo di un'emozione antica e potente, l'invidia. È un sentimento che tutti conosciamo, che può essere distruttivo se non compreso, gestito anche correttamente. Ma partiamo dall'inizio, dall'etimologia della parola invidia, che deriva dal latino. Il verbo invidere significa proprio guardare contro, guardare male. E già in questo termine c'è un'indicazione di come l'invidia si esprima, perché è uno sguardo distorto, che desidera ciò che appartiene a qualcun altro, accompagnato da un senso di malessere, di disagio. In altre parole, l'invidioso guarda sempre con astio il successo, le qualità o i beni di qualcun altro, perché li percepisce come una minaccia alla propria autostima. Osserviamo 5 situazioni adesso in cui l'invidia può manifestarsi nella nostra vita quotidiana. La prima, al lavoro, un collega che riceve una promozione, un aumento di stipendio, dei riconoscimenti. Questo sì, può scatenare l'invidia in altri, soprattutto se questi si sentono magari trascurati o sottovalutati. Punto 2. Relazioni personali. L'invidia può emergere quando qualcuno vede una coppia felice o una persona con una vita sentimentale appagante, suscitando così in chi osserva sentimenti di carenza, frustrazione, perché magari vede una situazione personale diversa da quella a cui ha appena assistito. 3. Successo accademico o intellettuale. Tipico per studenti, professionisti che raggiungono obiettivi accademici, come ad esempio i diplomi, le pubblicazioni, borse di studio, passano sempre gli esami al primo colpo all'università e possono diventare bersagli dell'invidia di chi invece ha lottato invano per ottenere gli stessi risultati e magari o ha dovuto faticare troppo o non ce l'ha ancora fatta. Quarta situazione, il benessere economico. Sì ragazzi, l'invidia si manifesta spesso nei confronti di persone che hanno maggiori quantità di beni superiori, come una casa lussuosa, un abito costoso, abitudini di vita molto da benestanti. Questo genera confronto e risentimento. 5. L'ultima situazione è la popolarità e il riconoscimento sociale. Quando una persona è molto amata, apprezzata dagli altri, ad esempio sui social media, anche nel gruppo di amici, no? Al lavoro, è leader, chi si sente invisibile, chi si sente non riconosciuto, può provare invidia, può provare un astio verso questa popolarità. In tutti questi casi l'invidia nasce sempre da un senso di inferiorità o di mancanza percepita rispetto a qualcun altro o a qualcos'altro. Ora io vi chiedo, cosa c'è di comune a tutte le 5 aree che vi ho appena presentato? Sì, sicuramente ve ne siete accorti anche voi che state leggendo o ascoltando il video, perché tutte le 5 situazioni hanno in comune un processo psicologico, che è la confrontazione. Attraverso il confronto sociale ognuno valuta i propri atteggiamenti, mosso dal desiderio di essere simile agli altri e dal tempo stesso diverso dagli altri. Mamma mia, sembra un paradosso, ma miriamo ad essere diversi rispetto ad altri, ritenuti superiori magari per acquisire esperienze e informazioni. E con quanti sono ritenuti inferiori, invece, cerchiamo di soddisfare un desiderio di superiorità. E dunque, la domanda delle domande, perché proviamo invidia? Dal punto di vista psicologico, l'invidia nasce da un confronto continuo, che alla lunga può diventare tossico, sia per chi la prova che per chi la subisce. Chi prova profonda invidia si confronta costantemente su più fronti e probabilmente lo fa senza accorgersi, perché quel comportamento è diventato un'abitudine. Si è sempre fatto così.
nella sua famiglia ha sempre funzionato così. Per cui chi prova invidia mette in atto una confrontazione che ha imparato, probabilmente in casa dove altri facevano lo stesso su di lui o su di lei. Queste persone di notevole importanza a livello relazionale applicavano quello che io chiamo un filtro, cioè il filtro della svalutazione. Ed è chiaro a questo punto che chi prova invidia in profondità sta molto probabilmente vivendo un processo di svalutazione di sé, delle sue capacità, di quello che prova, che sente, che vive. La psicologia, che ci offre spesso strumenti per difenderci in genere, ma soprattutto anche dall'invidia degli altri e anche dalla nostra stessa magari tendenza a invidiare, ci fornisce dei consigli pratici su come difendersi da persone invidiose. Primo, riconoscere i segnali. Attenzione, ragazzi, le persone invidiose tendono a mostrarsi ipercritiche, minimizzano i successi altrui, cercano di mettere l'altro sempre in cattiva luce. È importante non lasciarsi influenzare da queste dinamiche. La consapevolezza è il primo passo per non cadere nella trappola emotiva dell'invidia. Mantenere la propria autostima salda. L'invidia altrui può farci mettere in discussione le nostre qualità, i nostri risultati. Ricordiamoci che il loro disagio è un riflesso della loro insicurezza, non del nostro valore. Coltivare una sana autostima ci rende meno vulnerabili alle critiche ingiustificate, perché nel caso dell'invidia di tali si parla. Poi, impostare confini emotivi. Sì, perché spesso le persone invidiose cercano di avvicinarsi per destabilizzarci. Noi dobbiamo imparare a stabilire confini chiari, fisici, emotivi. È essenziale per non permettere loro di manipolarci, influenzarci negativamente. Altro punto importantissimo, rispondere con gentilezza e distacco. Non dobbiamo entrare in conflitto diretto con gli invidiosi, facciamo solo il loro gioco. Una risposta calma, distaccata, può spesso disarmarli, li disinnesca. Ricordiamo che reagire emotivamente, attaccando, difendendoci in maniera aggressiva, alimenta il comportamento di queste persone. Infine, gli ultimi due consigli sono coltivare relazioni positive. Significa che ti devi circondare di persone genuine e positive intorno a te. È importante, queste persone ti aiuteranno a mantenere una visione equilibrata della realtà di te stesso. Se invece ti accerchi solo di invidiosi, come mai, mi chiedo. Infine, lavorare su noi stessi. Sì, se sentiamo di essere vittime dell'invidia o se la riconosciamo dentro di noi, è utile, è utilissimo lavorare sulla nostra crescita personale. Bene, anche per oggi abbiamo terminato. Se hai domande o commenti, ti invito a scriverci oppure a utilizzare i social e ci vediamo alla prossima puntata fra 2 settimane. Ciao!